Vittoria su due ruote. Oggi il maestro Giovanni ha proposto ai mini cuccioli di andare a trovare i dino cuccioli. Naturalmente i nostri amici sono felicissimi e già pensano alla fantastica avventura che vivranno assieme. I nostri amici arrivano nella valle e trovano Smilla, Dentino ed Attila intenti a costruire. «Cosa state facendo?» dice Portatile, anticipando la domanda che i mini cuccioli e anche voi certamente volevate fare. «Stiamo preparando tutto per la gara delle bighe», risponde Smilla con grande cortesia. «Le bighe? Ma dove sono i cavalli?» chiede Olli. «Arriveranno più tardi», ipotizza Portatile. Proprio in quel mentre arriva Spacca, che spiega che nella loro valle i cavalli non possono tirare le bighe, sono troppo piccoli. «Troppo piccoli», dice ridendo Cilindro. «E allora da voi le bighe le tirano le formiche giganti?» Cilindro non riesce a finire la risata che gli si avvicina una formica gigante. «Di solito sono proprio le formiche giganti che tirano le bighe», dice Spacca, «ma oggi le tireremo noi. Dai, preparatevi, che vogliamo sfidarvi a chi arriva prima». «Ma noi non conosciamo le regole», chiede Senza Nome alzando uno dei suoi cartelli. Spacca e Trillo, che non parla ma si fa capire muovendo le sue antennine, spiegano le regole. Dunque, i concorrenti devono prendere la corda e tirare la biga per farla correre più veloce possibile. Il guidatore deve stare in equilibrio sopra la biga e non deve cadere. «Facile!» interviene Cilindro. «Io guido la biga e voi tirate!» «Sei il solito scansafatiche!» lo apostrofa Diva, un po' seccata. Comunque tutto è pronto per la gara. Una squadra vede schierati Spacca, Dentino, Ego e Ciccio con Bernoccolo alla guida. L'altra, Olli, Diva, Portatile e Smilla, con alla guida, lo sapevamo, Cilindro. Trillo controlla che tutto sia pronto e Senza Nome alza il cartello con la bandiera a scacchi. «Pronti? Via! Si parte!» La corsa è molto avvincente. Purtroppo Cilindro non è molto abile. Cade dalla biga e per risalire si aggrappa alla corda, la tira con troppa forza e slega tutti i nodi che tengono assieme la biga, combinando un disastro. La biga si distrugge facendo cadere tutti a terra. Spacca, Dentino, Ego, Ciccio e Bernoccolo, senza preoccuparsi delle difficoltà dell'altra squadra, tagliano per primi il traguardo. Ciccio esulta: «Nessuno ci potrà battere mai!» Senza Nome e Trillo si fanno l'occhiolino e con l'aiuto di Pio propongono di essere loro a sfidare Ciccio ed Ego. «Abbiamo già vinto», risponde Ciccio, accettando con la convinzione di essere imbattibile. Ciccio ed Ego non sanno che i nostri due piccoli amici sono molto furbi. Senza Nome e Trillo prendono dei legni flessibili e realizzano due ruote. Così la loro biga sarà velocissima. «Pronti? Via! La gara inizio!» Grazie alla biga con le ruote, Senza Nome e Trillo sono imbattibili e tagliano per primi il traguardo. «Ma non vale!» si arrabbia Ciccio. «Noi eravamo svantaggiati e loro ne hanno approfittato!» È vero, ma proprio come prima voi avete approfittato delle difficoltà di Cilindro, dicono la maestra Adele e il maestro Giovanni. Quando si gareggia bisogna sempre essere corretti e rispettare gli altri. Ego e Ciccio hanno capito bene che fare i furbi non sempre conviene. Arrivederci, piccoli amici. Tornate presto e siate felici.